Comunque vogliamo parlare di quanto è buona e bella la pizza. Ciao Patavini, siamo tornati con un apprezzatissimo e richiestissimo anche da noi stessi video su 5 pizzerie da provare a Padova. Anche se siamo in centro storico, non visiteremo solo il centro storico, passeremo in parte della provincia e a tal proposito chiediamo anche a voi di segnalarci le pizze più amate, le vostre preferite, quelle da andare a assaggiare, a curiosare e perché no anche preparare assieme. Siete pronti a entrare in questa seconda parte del nostro viaggio alla ricerca delle pizze di Padova? Andiamo! Patavini, oggi siamo arrivati a Vigonza da Antichi Sapori per la pizza verace napoletana. Entriamo. Questa è una delle nostre 2 pizze fritte. Questa è la Montanara, più conosciuta nel cuore di Napoli, nel centro storico. Viene prima fritta nell'olio, dopodiché viene asciugata in forno con la provola affumicata, mozzarella, pomodoro. Non mi hai neanche fatto presentarti. Io sono Franco Barbato, storico pizzaiolo da sempre. Storico, tanto appassionato. Appassionato della pizza, naturalmente. Ho fatto solo questo, non ho fatto altro. Tu mi hai rapito veramente, sia soprattutto all'opera, sia appunto siamo stati qui un buon quarto d'ora a raccontare un po' la sua storia, la tua formazione, la tua idea che porti quotidianamente con le tue pizze e con la tua famiglia. Sì, io cerco oggi di dire ai ragazzi giovani: cercate di capire che predisposizione avete e date tutto e otterrete il più grande dei risultati se fate una cosa con passione. Posso dirti, io il mio risultato di oggi, perché bisogna imparare anche a celebrare i piccoli traguardi quotidiani, ce l'ho, perché avere queste pizze davanti con questo profumo, con questi ingredienti, con questa maestria e bravura che ho visto nelle tue mani e nell'amore che tu hai per questo lavoro, per questa pizza e per questi ingredienti che utilizzi, io ho vinto oggi, quindi non vedo l'ora di assaggiarli, Franco. Vi ringrazio. E ti rimando al forno. Buon appetito a voi, sperando che sia di vostro gradimento. Non ho dubbi su questo e non vedo l'ora. Ti rimando al forno. Prima che si senza di te raffreddi, non va poi avanti. casomai ci risentiamo un po' più volentieri. Va Grazie, bene? Franco. Buon appetito a voi. Montanarina fritta, bollente e buonissima, tutto buonissima, provola buonissima e profumatissima. È una pizza molto croccante, molto morbida, saporita e delicata allo stesso tempo, sorprendente ma una grande conferma. Veramente mi piace moltissimo, così come lo spicchio della margherita, vera napoletana, quindi col cornicione vuoto, pochi ingredienti, semplici e buoni, come è bello e giusto che sia. Ci hanno portato anche le zeppole fritte come antipastino, sicuramente un ottimo inizio, cosa che noi andremo a fare dopo gli assaggi delle pizze, perché scusatemi ma avevo desiderio, la voglia e l'amore di osservare all'opera le mani maestose di Franco e assaggio anche questa. La pizza alternativa di questo episodio la diamo ad assaggiare a 2 passi da Piazza della Frutta, proprio all'ombra della piazza, un locale molto famoso per aperitivi cicchetti, ma anche per la loro pizzetta che adesso andremo ad assaggiare e preparare insieme. Andiamo! Pizzette sfornate da Filippo che vi presento. Sono in sua compagnia, la mia solita richiesta margherita e la sua loro proposta che ci racconterai direttamente tu a questo punto. Assolutamente, volentieri. È una farcitura a freddo con stracciatella di burrata e crudo di San Daniele, azienda Levi. Che non vedo l'ora di assaggiare. Alle mie spalle c'è tutta la vostra proposta di pizzette. Andiamo all'assaggio, partiamo tu dalla tua e dalla mia, vai. Perfetto. Poi facciamo cambio, E certo. È sempre spettacolare. Vero? Lo faccio sempre volentieri, però mai obbligato. Non è vero. Oh. Nessun uomo è stato maltrattato per realizzare questo video. È sempre molto buono, c'è un bel concept, un bel crunchy e secondo me è molto molto precisa, anche in abbinamento con un buon calice di vino, non sempre solo birra e spritz, giusto? Bravissimo. Lì è un Trebbiano umbro, come vedi dal colore fa macerazione, quindi estrae la bella polpa. Un bel sapore dalla buccia. Bello profumato al Bello naso. profumato. Io invece più classicamente una birra, in questo caso è una Pils e la nostra si chiama Padovaner. Dal colore avevo visto essere molto molto bello il prosciutto, si scioglie in bocca, ha una dolce sapidità incredibile, Vero? che effettivamente contraddistingue San Daniele come caratteristica, no, di produzione. Ne facciamo altre 10? Andiamo? Ti do una mano se vuoi, io faccio presto a farle. Volete fino a mi piace mezzanotte molto siamo l'arte qui, bianca. quindi...
Comunque è bellissimo quando c'è una ricerca e un'attenzione della materia prima, come troviamo qua. Cioè i gusti sono veri, le materie prime sono buone e i prodotti anche in aggiunta appunto sia freddo sia caldo, perché conosco anche le loro acciughe e i loro altri prodotti che acquistano, sono veramente emozioni da provare. Ci gustiamo queste e poi è il momento di passare alla prossima pizza. Altra pizzeria, siamo nel cuore di Montegrotto, città termale con il sound delle casse del viale. Alle mie spalle una storica ma rinnovata pizzeria Principe con tavoli a vista sugli scavi romani presenti qui nella città. Entriamo. Mi sono accomodato con Giulio, che è molto teso, posso dire, Giulio è molto teso nel raccontarci quello che è appunto il Principe, la margherita che io chiedo sempre, anche se questa è la versione speciale vostra che ci racconterai, e una pizza a vostra scelta che ci racconterai. Chiaro. Ciao Giulio. Ciao. Allora, Margherita del Principe. Abbiamo scelto di fare questa per andare un po' fuori dagli schemi, come lo siamo come pizzeria di base. Idea diversa dalla solita rossa con il pomodoro, la mozzarella. Arrivare a una gialla che è sempre un pomodoro un po' più dolce, con i datterini e il pesto di basilico e la mozzarella a fior di latte, ovviamente. Io apprezzo a livello visivo, apprezzo a livello gustativo perché già la conosco. In carta avete questa, ovviamente se vi richiedono la margherita classica c'è, Assolutamente la fate, sì, assolutamente. ma la margherita Principe in carta è questa. Eh sì. E quella? È la creazione che abbiamo scelto con tartare e... No, adesso mi sono impapperato perché Con, so le cose. la so io. Maionese di nocciola che è profumatissima, tartar di manzo, foglia di cappero lucente e saporita, perché anche questa foglia di cappero l'ho già mangiata. È un e po' l'impasto più nuvola. delicata. Non ripeto quello che ho appena detto a Giulio perché avevo usato un po' di termini inappropriati per questi video, però l'abbinamento è veramente sorprendente. Stupisce molto, è eccezionale, molto godurioso, si sente comunque anche la grassezza della nocciola, no? Però è Chiaro. molto saporita, va a contrasto con la delicatezza di questa tartare e di questo impasto. Chiaro. È molto nuvoloso e la foglia di cappero sta molto bene perché va proprio a dare quella botta che c'entra e non c'entra ma che Sì. stupisce. Sì, Vero? sì, Ci ho sì. azzeccato forse? E Andiamo. dopo un calice di vino ci sta sempre bene. Tanta roba. Dobbiamo dirvi la verità, ci siamo persi in chiacchiere, in poco vino perché ne abbiamo bevuto ancora poco e in tanta nuvola, e la margherita era diventata fredda, quindi giustamente Giulio ci ha tenuto a farne una calda che forse vedete ancora essere un po' fumante, quindi È l'ora di mangiarla adesso. Questa è molto bella. Grazie. Cos'è? La gamberi Scusate, è arrivata nostra. una sorpresa. Semplice, semplice, stracciatella, gamberoni, zucchine al forno, con un po' di pomodorino e il basilico. Allora, mi ha lasciato un po' senza parole perché ha dei bei colori, dei bei gamberi, devo essere onesto, e mi fa molta voglia. Impasto in pala. Infatti si vede che è un po' più croccantino e friabile. Giulio intanto mi anticipa, ma io devo dirvi che anche questa margherita è molto equilibrata. Ogni ingrediente si sente, non sono messi a caso, nonostante sia una margherita, si sente appunto la semplicità del gusto, ma allo stesso tempo la ricercatezza della pizza e nella preparazione. Non ci resta che passare a questa a questo punto, dai. Tu Vai. sei già andato. Sì. Sentiamo la croccantezza, vai. Nico, Giulio. grazie. Ciao, alla prossima. Ciao Patavini. Bravo. Stiamo andando a ritrovare i ragazzi di Pago Pago, giovani, bella mentalità, impasto classico, impasto napoletano, pizzeria con ristorante. Siete pronti? Andiamo. Questa sera gliele porto io, ragazzi. Vi avevo detto che le pizze gliele avrei portate io questa sera, in realtà ce le ha fatte Andrea, che è uno dei due titolari col fratello Alessandro. Tradizione, storicità e ditemi una terza. Gusto. E gusto, mi piace. Io come sempre ho chiesto una margherita e una a loro scelta che ci raccontano direttamente loro. Qua abbiamo una mezzaluna, parla un po' di tradizione perché è una pizza che facevano un po' di tempo fa i vecchi gestori. Noi abbiamo voluto riproporla con quello che è il nostro gusto, un po' di soppressa veneta, la crema di carciofi che è sempre stata un prodotto molto molto apprezzato, e dell'Asiago DOP. All'interno invece parla un'altra lingua, si parla un po' napoletano, abbiamo un tradizionale fagottino napoletano con ricotta, salamino piccante, un po' di provola e mozzarella. È un po' quel discorso di fusion tra Napoli e Veneto che dicevamo l'altra volta, ed Esatto. è sempre un piacere venire a ritrovare voi e questi sapori. Ho appena chiesto come si mangia questa, che tagliarla è molto bello, vederla è molto bella, ma È più semplice tagliare la parte del fagottino, praticamente scomporti la pizza in due e il fagottino mangiarlo come se fosse una semplice baguette e la metà centrale della pizza come una semplice pizza. ho sbagliato, io volevo vederle entrambe a metà. Vabbè, io vado col fagottino allora. Il rischio del fagottino è che se non lo mangi subito, dopo di dentro... Wow. Filante, calda. Si sente il saporito della scamorza affumicata, la cremosità della ricotta, la bontà del salamino. Cioè, se voi non avete altro da aggiungere, veramente non li ci vado. salutiamo e ce Non le finiamo con l'olietto piccante che, ricetta la tradizione, rimandiamo al video completo. Rimandiamo al video completo. Ciao, grazie! Ciao Patavini!
Bravo. Altra pizzeria di quartiere, siamo a San Domenico, Selvazzano dentro, appena fuori Padova. Da pizzeria Olsi. Cresciuta ed evoluta tanto negli anni, non solo nell'impasto e negli ingredienti, ma anche nel plateatico e nella veranda esterna. Andiamo. Mi sono accomodato con Olsi, che è uno dei due titolari, insieme allo zio che ci ha portato le birre, inquadra zio, di questo locale. Ho già detto, rinnovato negli anni, 2 spicchi gambero rosso, con 2 tipologie di impasti e 2 pizze. La margherita schiacciata in stile Olsi. Sottile alla romana si chiama. Esattamente, però mi piaceva chiamarla stile Olsi perché è caratteristica, Sì, no, siete no, famosi cioè, anche per questo, sì, effettivamente. perché comunque c'è un tocco anche. Esatto. E invece questa che è l'omonima Olsi, Esatto, raccontacela con direttamente l'impasto tu. alto, simile a quella napoletana. Pizza della casa, rossa, con delle olive taggiasche, stracciatella di burrata, basilico fresco, origano di pantelleria e un filo d'olio buono. Olio buono sempre obbligatorio, Esatto, per quanto sì, mi sì, riguarda. Molto richiesta anche questa. Questa è una delle pizze più vendute. Lo so. È una pizza come gusto estivo, però va tanto anche d'inverno. Va tutto l'anno, Sì. io ne approfitto visto che la pizza va mangiata Buon appetito. calda, inizio a tagliare. Se vuoi procedere anche tu, Sì, e poi nel mentre ci qui racconti abbiamo un po' l'impasto, esatto, e la l'impasto storia anche sottile. vostra. Noi siamo partiti metà 2018, cercavamo di fare una pizza un po' diversa dal solito, siamo andati alla ricerca proprio delle farine, 50% integrale, lievito ovviamente naturale, lievitazione e maturazione, perché questa pizza risulta super digeribile. Assolutamente, anche al taglio effettivamente è una pizza e un impasto molto diverso, Sì, anche il napoletano, sì. insolito se vuoi, no? Da certi punti di Sì, vista. noi la chiamiamo alta. 2 grammature diverse di panetto, ho intravisto se non ho visto male. 2 impasti diversi, qui ovviamente panetti un po' più grandi, Certo. però è alta digeribilità, doppia lievitazione, la Dici pizza tu. parla. Facciamo un brindisi prima, dai. Allora. Come dicevo, l'impasto è diverso e si sente anche la Sì. croccantezza Sì. della base nell'impasto napoletano Sì. e la morbidezza del cornicione. Cambio obbligatorio perché voglio assaggiare anche questa margherita classica, Guarda. che spoiler non ho mai preso questa effettivamente, perché si va sempre o sulla Olsi o su altre La un po' più... margherita è top, se uno vuole assaggiare la vera pizza bisogna mangiare la margherita. Ed è per questo che noi abbiamo scelto di chiedere apposta una margherita e una pizza a vostra scelta, proprio per assaggiare il grande classico. Vado, eh? Si è raffreddata un po' nelle nostre chiacchiere, però è molto buona, un bel impasto sottile, croccante. Non ci resta che ultimarle e tornare a lavorare. Grazie. Tu qua, io in editing. Grazie. Patavini, anche questo video, questo secondo episodio è giunto al termine. Vi chiediamo come sempre i vostri commenti, i vostri feedback, le vostre pizze del cuore per andare a conoscere e a scoprirle, per raccontarle insieme e perché no, mettere sempre le mani in pasta, che a me piace molto, come sapete. Come vedrete, le registrazioni sono state effettuate tra marzo ed aprile, ci abbiamo messo un po' per questo editing, ma finalmente abbiamo potuto condividere con voi oggi questo video. Vi ringraziamo per averlo guardato, vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video.